Una commozione sincera e compartecipata da tutta una comunità, quella per la perdita di Adriano Zanotto, uno dei simboli dei ristoratori trevigiani, titolare del Parco Gambrinus di San Paolo di Piave, inventore del premio Mazzotti Gambrinus, un creativo e un innovatore, ma anche un padre, un marito, un amico, un fratello. Abbiamo bisogno di stare bene insieme. Adriano questo lo sapeva e ha lavorato per regalare a tanti l'esperienza di bellezza. La luce di questa vita si è spenta per Adriano, una vita intensa, una vita carica di tante cose, di tanti frutti, di tanti progetti, una vita per descrivere la quale ci vorrebbero tante parole. Lascia la moglie Rosa, con la quale era sposato da una sessantina d'anni, e i figli Gianmaria, Pier Christian e Marianna, che avevano preso il testimone di quanto portato avanti da papà Adriano dal 1958, quando a sua volta ereditò il notissimo locale dal padre. Negli anni, insieme alla famiglia che lo ha sempre sostenuto, aveva trasformato il Gambrinus in un punto di riferimento della ristorazione e della cultura, dove cucina e tradizione sono inserite nel contesto fiabesco del parco adiacente. Una perdita che si farà sentire costantemente in familiari, amici e anche istituzioni. Il suo lavoro era un divertimento, non era un lavoro, era ricco di fantasia, di creatività. Questa è la verità. Mi sono sposato là anche. E oggi abbiamo salutato un maestro. Per noi della seconda generazione, lui come altri, insomma, ha dato tanto e lasciano un esempio che non è mica facile seguire in questa maniera, ma insomma, hanno dato tanto per tutto il nostro territorio con grande passione. È stato un bel saluto quello di oggi. Oggi salutiamo un uomo, un padre, uno chef che ha saputo dare con le sue gesta, con le sue opere, con le sue intuizioni lustro a tutta la comunità sampolese, dapprima appunto con il ristorante e poi anche in collaborazione con il comune attraverso il premio letterario Giuseppe Mazzotti Gambrinus. Quindi davvero è una grande perdita, ma lascia anche un grande ricordo.